Buongiorno ragazzi, benvenuto nella piattaforma Interconnect. Ok, mi avete chiesto di farvi sapere come si fa a ritirare SSE dentro la piattaforma. Così va a finire nelle vostre wallet, Trust Wallet, MetaMask, tutti i wallet del mondo che volete. Però ho qualcosa da dirvi. Almeno che uno ha investito $20.000, $10.000, $5.000, adesso ritirarlo si è investito poco o niente, dopo come è in staking ti paga ogni giorno, perché non andare a ritirare quella e basta? Se hai soldi di staking sì, per ritirarla tutta non penso, però come è scesa tanto è il momento di vi rifarò un video dove andrò su Uniswap o l'altra piattaforma a comprarli per fare staking nel Trust Wallet o nel MetaMask, perché così quando salirà noi facciamo il boom della speculazione. Allora se andiamo, visto che vogliamo ritirare l'SSE, questo è l'SSE, il deposito SSE attivo, vuol dire che è sulla piattaforma d'exchange dei trader. Allora si scende qua giù e si fa ritirare qui. Quando entri direttamente vieni alla sinistra, a tua sinistra, e guardi qua che ritirare. Ok, si va subito qua. Si vuole ritirare SSE che va a finire nel Trust Wallet. Saliamo un po' per vedere i movimenti. Come vedete loro ti sta parlando, impara a leggere, non ritirare SSE direttamente a qualsiasi indirizzo contrattuale può comportare la perdita dei tuoi fondi. Perché ti lo sta dicendo? Chi mi ha seguito sa benissimo che vi ho fatto vedere come aggiungere il wallet di SSE nel Trust Wallet o nel MetaMask. Uno, se non ha preparato il suo wallet, unitele, vieni qua a fare il ritiro. Come le nostre sono pronti, allora andiamo a fare il ritiro. Uno che non ha ancora messo questa wallet, vi prego di andare qua nel profilo, non lo farò vedere perché sul mio canale YouTube troverete video che parla di questa. Si va nel profilo e si va a selezionare wallet e si va con il contratto. Sotto quel video si sarà il contratto di SSE, li prendi e li prepari qua prima. Noi ce l'abbiamo pronto, allora andiamo a fare un ritiro per fare vedere a alcuni che hanno bisogno. Io normalmente non voglio fare il ritiro, però devo fare il test per farvi vedere. Metto qualche cifra ridicola perché io non ho l'intenzione di ritirarlo, lo lascio in staking. Una volta vi ricordate che io ritiravo in Ethereum e voi li vedete, adesso è cambiato le robe, è sulla piattaforma dei trader. Allora si lavora con BNB di Binance Marchand che lavora con Binance Marchand. Allora adesso se lo ritiri, quanto metto? Se le ritiri sappi che va a finire nel Trust Wallet o nel tuo MetaMask, ok? E poi da lì lo devi convertire. Io faccio questa, lavoro ogni giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ok? Mira rendita passiva, non ho intenzione di ritirare. Da qui cliccate ritirare e poi andrà a finire, oppure metto tutto, troverete in contante là in SSE. Poi potete andare a cambiarli, però non è un momento, secondo me, è da tenere. Quando il suo prezzo salirà, ognuno fa quel che pensi che è meglio. Tirare SSE è a questo modo. Poi se uno viene qua, vedrà il guadagno. Vedete? Tutte le volte che avete ritirato, vedete qua che è tutto il movimento, vedete 9,22, 9,21, vedete i procedimenti,
settembre 14-15 pagamento e movimento DSS nel tuo conto, niente, non è nascosta qua, tutte le transazioni fatte vedete vi pagano quando avete i soldi in staking, vi pagano ogni giorno. Questo è il bello del staking, sei pagato e alla fine del contratto l'anno prossimo ti restituiscono ancora il tuo capitale, ti restituiscono tutto, e poi hai ancora la criptomoneta che puoi vendere, puoi fare tutto quello che vuoi, vendi, prendi il capitale. Vedete che non è uguale come altri business dove metti fondi e poi non ti restituiscono, poi ti devi arrangiarsi. Qua ti restituiscono, sono onesti, ti fanno vedere. Allora, se anche tu vuoi un business serio che ti paga ogni giorno senza tripare a destra e a sinistra, senza avere fretta, qui ti pagano già, dipende da quanto metti. E poi l'anno prossimo andiamo a vendere. Poi fra una settimana o due, quando salirà l'SS, nessuno non ti ferma. Quando sale l'SS qua, tu lo vai a vendere, lo vai a liquidare se hai voglia. Però quella transazione vi consiglio di farlo fuori. Andiamo su Uniswap e lo compriamo perché è troppo bassa. Se tu vieni a prendere quella che hai messo in staking, che ti dà garanzia di ogni giorno, ogni rendita passiva, è quella che mi chiedo come fare. Però se sei uno che ha messo 10.000, 20.000, 30.000 dollari, sono enormi, puoi ritirarli per salvare il tuo capitale. Puoi ritirare per salvarsi il capitale, per non tenerla qua, non cambia niente. Lo porti fuori, quella che ti pagano. Intanto non è i soldi di staking, però lo puoi portare nel tuo fondo.